Buongiorno e benvenuti alla nostra diretta. Siamo qui a Focus TG per informarvi su tutto quello che sta succedendo in Veneto, a partire dalla cronaca, passando per il coronavirus e per tutte le informazioni della giornata. Avremo, come sempre, i nostri collegamenti con i nostri giornalisti, le redazioni di Padova e Vicenza. Avremo ospiti in studio per parlare anche della situazione economica. Saremo collegati con il territorio per capire che direzione sta prendendo questo Veneto che sta vivendo giorni davvero complicati. Prima di andare a vedere cosa sta succedendo in Veneto, però, diamo assieme un'occhiata agli ultimi dati disponibili sull'emergenza coronavirus, che vi ricordiamo sono quelli emessi dall'Azienda Zero della Regione Veneto nella serata di ieri. Quindi sono dati che si riferiscono al pomeriggio di ieri. Per quelli odierni ci vorrà un po' di pazienza, dovrebbero arrivare in mattinata, speriamo, per poter capire cosa è successo nelle ultime ore. Vedete, 12 sono i casi positivi in più rispetto all'ultima rilevazione. Questo è il numero più importante della seconda parte della giornata di ieri, che fanno riferimento a un cluster, a una serie di focolai a Padova, 9 solo a Padova. Invece ci sono situazioni sostanzialmente inalterate nelle altre province del Veneto. Infatti vedete che a Padova ci sono in questo momento 188 persone positive al coronavirus, è il dato più alto di tutta la regione, perché poi a Treviso ce ne sono 85, 71 a Venezia e giù a scendere fino ai 6 di Rovigo, per un totale in tutta la regione che è fermo a 618. I negativizzati sono comunque 16.990 e dall'inizio dell'emergenza, ovvero dal 21 febbraio, in Veneto abbiamo avuto 19.661 casi. Questo è un dato, quello dei deceduti, che per fortuna sembra essere in via di rallentamento, sembra aver rallentato decisamente negli ultimi giorni. Sono 2.053, sono comunque davvero molti dal 21 febbraio. Scendiamo nella seconda parte della tabella, vedete che è cambiata rispetto al passato perché non ci sono più tutti gli ospedali, ci sono le aree interessate in questo momento. Era inutile avere una spilza di ospedali senza alcun ricoverato positivo, quindi le aziende sanitarie ora ce li danno così. Vediamo che l'azienda ospedaliera di Padova ha 19 pazienti in area non critica e una terapia intensiva impegnata, quindi per il momento le terapie intensive complessive sono 7, di cui 5 con pazienti negativizzati e 2 con pazienti che invece sono ancora positivi al coronavirus. Parlavamo di Padova e restiamo in provincia di Padova perché vediamo nel nostro monitor che abbiamo già collegato Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto. Sindaco, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito, benvenuto a Focus TG. Stavamo commentando i dati, purtroppo abbiamo ancora quelli di ieri sera. Lei ha già visto i dati di oggi sull'emergenza coronavirus? Li ha già avuti dall'Azienda Zero? Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti. Io ho ricevuto i dati per quanto riguarda il comune di Montegrotto Terme, non so il quadro di insieme generale, non ho ancora fatto in tempo a vederlo. Ho capito, le faccio vedere, sindaco, in 20 secondi, chiedo alla regia di mandarlo in onda, quello che era il dato di ieri sera su Padova. Vede con noi in questo momento che c'è questo focolaio padovano, sono 9 dei 12 nuovi casi erano a Padova. Insomma, Padova con 188 casi positivi attualmente acclarati è l'area del Veneto che sembra soffrire un po' più queste difficoltà. Torniamo in studio, torniamo con il sindaco. Ci diceva, voi a Montegrotto, nelle Terme, in questo momento siete Covid free. Sì, abbiamo una persona a Montegrotto Terme che è in isolamento fiduciario in quanto è rientrata dall'estero, quindi è tutto sotto controllo, segue una prassi normale di isolamento fiduciario. La situazione non è delle migliori perché abbiamo visto, per carità lo dicevano anche le previsioni, di un'ipotetica leggera ricaduta. Questo ci deve far capire che
perché l'economia riparta, ma soprattutto a tutela della nostra salute, che finché non ci sarà un vaccino sarà difficile debellare questo virus. Quindi è fondamentale anche nella riapertura delle attività economiche mantenere un comportamento adeguato, evitare aggregazioni e soprattutto evitare che le persone si stringano, si bacino e si abbraccino se non tra congiunti, perché veramente il comportamento rischia di farci tornare indietro e da un punto di vista sia anche morale ma anche economico rischiamo veramente di creare un disastro, soprattutto alla luce anche delle presenze turistiche che nel nostro territorio, per carità, stanno arrivando prenotazioni per i mesi di settembre, ottobre da parte degli stranieri. Già qualche austriaco si vede camminare in giro per la città, qualche tedesco, sappiamo che un po' l'indole teutonica è abbastanza temeraria e hanno capito che comunque la nostra zona è una zona da un punto di vista sanitario sicuro, però se il nostro comportamento di cittadini italiani e di veneti non sarà rigoroso, rigido e coerente con quanto impone il distanziamento sociale e tutte le buone prassi, corriamo il rischio di tornare indietro e ad esempio per l'economia del nostro territorio, penso in particolar modo a Montegrotto Terme, potrebbe avere degli effetti disastrosi, quindi siamo tutti chiamati a responsabilità. Ecco, ricordiamo che l'area delle terme è sostanzialmente una delle più importanti d'Europa sotto questo punto di vista e quindi può diventare anche un termometro proprio a livello continentale turistico per capire che strada prenderà il turismo nell'immediato futuro. Abbiamo visto che, abbiamo sempre detto che sarà necessario cambiare un po' il modo di fare turismo. Lei ha già visto dei cambiamenti o stiamo vivendo quelle che sono le abitudini del passato con qualche piccola attenzione? Ma ci sono dei cambiamenti sicuramente importanti, ci sono degli aggiornamenti anche nell'approccio imprenditoriale alla destinazione turistica. Noi grazie a Dio abbiamo iniziato un percorso ancora 3 anni fa di aggregazione perché le dinamiche turistiche possono avere dei risultati positivi solo se affrontate in maniera coesa tra territori. Ecco che quindi la nostra risposta come destinazione turistica termale, che è la prima in Europa, facciamo 3 milioni e mezzo di presenze turistiche all'anno, è stata improntata attraverso una strategia che viene definita con un consorzio che si chiama Terme Colli Marketing, appunto rappresentando un territorio coeso. Da parte degli imprenditori, soprattutto degli albergatori, si sta riscontrando un'ampia disponibilità e un'ampia maturità imprenditoriale perché tutto ciò che è previsto nel DPCM ma anche nelle ordinanze regionali viene fatto rispettare, quindi le nostre piscine che sono molto frequentate anche da utenza esterna e tutti gli ambienti dei nostri alberghi sono assolutamente sicuri, anche alla luce del fatto che ogni nostro singolo albergo è presidio sanitario perché abbiamo i medici all'interno dei nostri alberghi, quindi anche questo è garanzia. Spieghiamo questo dettaglio, Sindaco, perché è presidio sanitario ogni albergo dell'area termale padovana? Sì, allora ogni albergo nostro è presidio sanitario in quanto si fanno delle cure che sono riconosciute e anche finanziate dal sistema sanitario nazionale. Ovviamente questo implica avere delle regole e diciamo, un'organizzazione molto rigida, quindi ogni albergo, essendo anche presidio sanitario, deve avere la figura di un medico termalista e mai come in questa circostanza abbiamo riscoperto quanto importante sia essere anche presidi sanitari, perché questo aiuta ad affrontare questo tipo di emergenza non solo con il rispetto del DPCM, ma anche con delle professionalità che nei nostri alberghi ci sono e che altrove non ci sono. Quindi siamo avvantaggiati da questo punto di vista. È altrettanto vero che noi come amministrazioni comunali abbiamo fatto degli incontri col sindaco di Abano, con la destinazione turistica, abbiamo già in mente delle azioni promozionali che vadano a influire nei prossimi 6 mesi per quanto riguarda il mercato nazionale e che poi possano rivolgersi nei successivi 6 mesi, quindi nei primi 6 mesi del 2021, a tutto ciò che è il mercato internazionale che ad oggi è molto fermo. Montegrotto il 40% degli arrivi vengono dall'estero. Attualmente questi arrivi sono in parte bloccati, anche se, come ho avuto modo di dire, alcuni turisti tedeschi, austriaci già si vedono nei nostri territori. Ci manca tutta la fetta del turista russo, perché sappiamo che nonostante in Italia viviamo alcune criticità, all'estero sono messi molto, ma molto peggio rispetto a noi e questo va a influire negativamente anche nella nostra economia perché non arrivano turisti che spendono soldi nel nostro territorio.
Certo, certo. Sindaco, le chiedo anche un'altra cosa, sempre sul versante turistico. Abbiamo visto in alcune aree del Veneto, come le spiagge, come può essere l'Altopiano o anche le Dolomiti, che il turismo è un po' cambiato. Succede, cioè, che durante la settimana c'è pochissima gente che si muove, ci sono magari le famiglie, qualcuno che cerca un po' di tranquillità, ma la situazione è molto calma, addirittura troppo, dicono gli operatori locali. Mentre nei fine settimana c'è un vero e proprio assalto al tempo libero, vediamo colonne di mezzi diretti verso le Dolomiti, verso l'Altopiano, verso le località marittime. Da voi funziona così? È la stessa cosa? Sì, diciamo di sì, soprattutto per quanto riguarda gli ingressi delle persone esterne nelle nostre piscine, nelle piscine degli alberghi. Si assiste, ma questo anche storicamente, alle weekend dove c'è molto afflusso e meno durante il cosiddetto midweek, quindi dalla domenica al giovedì. Stanno cambiando le abitudini, quindi il mercato turistico, alla luce di quello che è successo, sta cambiando approccio e lì dobbiamo farci trovare pronti, istituzioni, imprenditori, a intercettare questa nuova utenza turistica. Ho visto in particolar modo anche il servizio che hai fatto tu, Ferdinando, sull'altopiano di Asiago, diciamo che la piana di Marcesina, diciamo che questa emergenza ci sta aiutando in parte anche a riscoprire tantissime eccellenze che da un punto di vista turistico e di intrattenimento sono veramente vicine a casa. Quindi questo è un fattore positivo, ben consapevoli del fatto che però questi luoghi possono essere vissuti nella misura in cui si è liberi dal lavoro nel weekend, ma sarebbe altrettanto interessante programmare le nostre vacanze in Italia, in luoghi anche non tanto distanti da dove abitiamo, che vanno assolutamente riscoperti, perché questo ci permette di avere un duplice vantaggio. Il primo è di avere delle vacanze vicino a casa, quindi non fare viaggi troppo lunghi. E il secondo è di conoscere molto bene il nostro territorio per poi esserne i portavoci in tutta Italia e in tutto il mondo, perché purtroppo spesso siamo noi i primi a non conoscere quello che ci sta attorno. In molte circostanze abbiamo sempre cercato la meta distante, oltreoceano, senza conoscere quello che ci sta vicino. Quindi cerchiamo di vedere anche i lati positivi in tutta questa situazione di grande negatività, perché può veramente aiutarci ad affrontare il futuro e a far ricadere maggiore ricchezza nei nostri territori. Sindaco, lei ha parlato poco fa dell'intrattenimento e insomma giravoce ci sono notizie anche molto importanti riguardo a una nuova forma di intrattenimento che potrebbe arrivare o che arriverà insomma a questo punto nel vostro territorio. Sì, il nostro territorio da un punto di vista economico, di investitori che si affacciano nella nostra realtà, è abbastanza un territorio frizzante. È arrivata ancora un anno e mezzo fa una proposta da parte di alcuni privati per creare un parco acquatico termale a Montegrotto Terme. Un parco acquatico che va a distruggere 72.000 metri cubi di residenze e che ben si sposa con la vocazione turistica del nostro territorio. Quindi noi come amministrazione comunale, come parte politica, l'abbiamo accolto con entusiasmo, perché questo parco che viene presentato come Venice Thermal Park ha un'ambizione, quella di diventare il parco acquatico più grande d'Italia e il secondo in Europa. Perché a noi piacciono questo genere di investimenti? Perché possono permettere a una platea che oggi non conosce le terme, anche per responsabilità nostre, politiche, imprenditoriali, che non riusciamo a farci conoscere, può permettere un afflusso di numerose presenze che possano conoscere innanzitutto le nostre acque e soprattutto i benefici della fangoterapia, che è unica al mondo e che aiuta non solo a curare alcuni tipi di reumatismi, ma aiuta anche a prevenire delle patologie che, piaccia o non piaccia, quando si raggiunge una certa età arrivano. Quindi c'è stata questa proposta, è un investimento, credo sia il più grande nel nostro territorio, che si aggira tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Ha alcune criticità che stiamo affrontando, come la mobilità, come l'impatto idrogeologico, ma sicuramente rappresenta, in questo momento in cui bisogna avere fiducia nel presente e speranza nel futuro, presenta un approccio di investimento che può veramente essere l'ancora di salvezza per il nostro territorio. Perché qui noi siamo abituati a Abano, Montegrotto, tutta la destinazione Terme ai Colli Euganei, a sentirci sempre un po' in vacanza. Però se non adottiamo politiche, siano esse imprenditoriali e amministrative, coerenti con la vocazione turistica del territorio,
nell'arco di 10-15 anni corriamo il rischio di non essere più destinazione turistica, e questo non possiamo permettercelo, perché la nostra prima industria che ha un bassissimo impatto ambientale è quella legata al turismo. Quindi vanno favoriti tutti questi progetti, e il parco acquatico ha già avuto il primo, diciamo, via libera politico in giunta comunale. Adesso seguiranno tanti altri passaggi iter amministrativi, come il passaggio in consiglio comunale, il tempo per le osservazioni e l'approvazione definitiva in consiglio comunale. Ed è anche un messaggio di speranza, perché c'è ancora chi è attratto dal nostro territorio, che Terme e Colli Euganei rappresentano un ambito ambientale magnifico che può permetterci appunto di sopravvivere e anche di investire per il futuro non tanto nostro, ma quello delle giovani generazioni. Un'interessantissima prospettiva. Sindaco, prima di salutarci, abbiamo parlato prima del turismo di prossimità, quindi le lasciamo lo spazio per un invito ai veneti a godere proprio di questo turismo di prossimità, che siano le terme, che siano i Colli Euganei, che sia una delle tantissime aree turistiche di grandissimo pregio che abbiamo nella nostra regione. Noi riteniamo che i sindaci debbano essere i primi influencer, come si dice in questo caso. Assolutamente sì, ne approfitto per lanciare un messaggio a tutti i veneti. Scoprite le spiagge, scoprite il delta del Po, scoprite le nostre Dolomiti, la piana di Marcesina, i luoghi di Mario Rigoni Sterne, il lago di Garda, le piccole Dolomiti, i Monti Lessini. Abbiamo una serie di magnificenze nel nostro territorio che dobbiamo per primi noi riscoprire. Se avete una Vespa, prendetevi la Vespa e fatevi un giro sulle colline del Prosecco. Se avete un'auto, andate a farvi un giro anche in quei borghi che apparentemente non dicono nulla, ma che poi nascondono una storia che è veramente profonda, è veramente radicata e fa parte anche della nostra storia personale. Quindi l'invito è di veramente girare il Veneto, perché siamo una regione unica e noi per primi dobbiamo essere ambasciatori, senza aspettare i grandi influencer che si fanno anche tanto pagare. Diventiamo per primi noi influencer del nostro territorio, e sicuramente non ci sarà altra regione in Europa che può competere con noi. Allora, ringraziamo il sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello, che dal suo profilo social, insomma, fa vedere ogni tanto foto molto belle di gite in Vespa, soprattutto in Veneto, quindi parla di cose che conosce molto bene. Lo ringraziamo per essere stato qui con noi, ci sentiremo anche nei prossimi giorni, perché il termometro del turismo termale è indicativo di tutto il settore, di tutto il comparto nel Veneto. Grazie sindaco, buona giornata e buon lavoro. Grazie Ferdinando, un saluto a tutti i telespettatori, buon lavoro a voi e grazie dell'informazione che fate. Grazie, ringraziamo il sindaco, ringraziamo anche per quell'accenno al nostro servizio su Marcesina, uno dei tanti approfondimenti che facciamo sul Veneto, sul territorio. Noi ora però facciamo una brevissima pausa, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi per informarvi su quel che succede in Veneto, partendo dal coronavirus, passando per l'attualità, l'economia, la cronaca di tutta la regione. Allora, prima di andare avanti sono arrivati i dati ufficiali dell'Azienda Zero della Regione Veneto, li vediamo assieme per la prima volta, sono arrivati proprio pochi istanti fa, vedete, ci fanno capire che Padova rimane in situazione di focolaio, possiamo dire, con solo 2 casi positivi in più, che portano però il numero dei casi attualmente positivi in provincia di Padova a 190, sono 5 i casi a Treviso, e più o meno invariata la situazione nelle altre aree, 624 casi attualmente positivi. Vediamo a confronto con la tabella, vedete 618, quindi c'è un delta di 7 casi, ci sono 7 casi positivi in più, però buona notizia, non ci sono stati decessi nelle ultime ore. Scendiamo, andiamo a vedere qual è la situazione degli ospedali. Sono 119 le persone ricoverate in Veneto, vediamo rispetto a ieri quante erano, 120, c'è una persona in meno, quindi situazione che sta migliorando, 84 negativizzati in area non critica e 35 positivi in area
non critica, 2 le terapie intensive impegnate con pazienti ancora positivi e 7 le terapie intensive impegnate con pazienti che si sono negativizzati, quindi vi ho detto meno 2 pazienti in area non critica, identica la situazione delle terapie intensive. Questo è molto molto importante perché nonostante stia crescendo il numero dei casi, vuol dire che sono casi da una parte asintomatici, dall'altra sono dovuti al maggior numero di tamponi che si stanno facendo, soprattutto per chi torna dall'estero o nei cluster, nei focolai che sorgono nelle varie zone. Vediamo l'ultima parte della tabella, ci dice che ci sono negli ospedali di comunità 323 persone che sono state dimesse, 45 decessi negli ospedali di comunità e 17 ancora ricoverati in queste strutture. Questa è la tabella dell'azienda zero della Regione Veneto, appena arrivata, l'abbiamo vista insieme, poi magari la rivediamo per approfondire, per capire bene cosa sta succedendo in Veneto, ma adesso cambiamo argomento perché abbiamo un ospite in studio, abbiamo Sandro Venzo, buongiorno, benvenuto, grazie di aver accettato l'invito. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori, buongiorno. Buongiorno, allora non sono giorni facili per gli artigiani, per le categorie produttive, abbiamo visto ieri era la scadenza fiscale principale, non c'è stato verso di avere uno spostamento in avanti delle scadenze e questo arriva in un momento in cui già per gli artigiani la situazione non era facile. Dal vostro osservatorio privilegiato qual è questa situazione? Allora, diciamo che ci abbiamo provato in tutti i modi a far ragionare questo governo, però con insuccesso, quindi non sono state prorogate nessuna delle scadenze che erano appunto prossime. Sentiamo solamente parlare di promesse, però in concreto in questo momento non c'è nulla. Faccio presente una cosa, tutti gli incentivi che stanno dicendo che verranno dati sono tutti sgravi fiscali, però capite benissimo che in una situazione di mercato come questa, se un'azienda non ha utile, non ha neanche la possibilità di poter detrarre qualcosa che non ha, perché se non ha appunto fatturati che in questo momento stanno calando del 30-40% con situazioni molto più elevate nel comparto del turismo, capiamo benissimo che è una situazione veramente, io la chiamo surreale. Stiamo vivendo uno dei periodi, credo, più difficili in assoluto, veniamo continuamente distolti da altri problemi perché adesso si parla solamente di questo Recovery Fund dell'Europa, quindi la concentrazione è tutta da un'altra parte, però in concreto aiuti alle imprese non ne vediamo. Poi abbiamo le sparate di qualche sottosegretario che, riferendosi appunto a tutta quella miriade di ristoranti che in questo momento non hanno purtroppo, ahimè, clientela, che si fa la sparata dicendo beh potrebbero cambiare lavoro. Io capisco che nel contesto una frase come questa qualcuno dice che ci poteva stare, però secondo me un bel tacere non fu mai scritto, quindi poteva veramente risparmiarsela. Credo che ci stiamo veramente arrampicando come imprese in tutto quello che possiamo, quindi veramente siamo sugli specchi, siamo aggrappati sugli specchi per cercare di mantenere quote di mercato, non di trovarne di nuove, perché in una situazione come questa purtroppo i mercati esteri molti sono ancora chiusi. Abbiamo un altro problema che è quello appunto di quando mandiamo persone all'estero oppure quando abbiamo visite di stranieri in azienda. Diciamo che non c'è ancora chiarezza, nel senso che c'è un DPCM che dice che sotto i 5 giorni la persona può rientrare senza tanti problemi, sopra i 5 giorni la persona deve fare il tampone. Questo va anche in contrapposizione con quello che dice la Regione, dove si dice uno che rientra fa il tampone, se è negativo sta al lavoro, se è positivo va in isolamento. Allora tutte queste situazioni qua creano imbarazzo da una parte ma anche molta incertezza. Allora un'impresa ha bisogno di poche cose, regole chiare e di poter fare impresa. Questo il governo, ahimè, non l'ha capito. Ecco, da quando è partito il lockdown ad adesso, quali sono state le fasi più difficili? Diciamo dall'inizio dell'emergenza, quindi dal 21 febbraio in poi, le cose sembravano potersi risolvere, poi c'è stata quella caduta fragorosa e adesso siamo di fronte a una prospettiva molto pericolosa di un autunno davvero caldo anche per il lavoro.
questa cronistoria, come l'avete vissuta voi in prima fila? Diciamo che la preoccupazione più grande in questo momento è un eventuale ritorno del Covid-19, quindi la preoccupazione è questa per l'autunno. Dall'altra parte abbiamo purtroppo i portafogli degli ordini ormai in scarico, nel senso che molte delle nostre imprese hanno vissuto con gli ordini precedenti, però diciamo che maggio e giugno qualche segnale l'abbiamo visto, ma non è un segnale per poter dare delle prospettive rosee. La preoccupazione c'è. Siamo tutti un po' alla finestra sapendo che a agosto molte aziende chiuderanno perché non hanno ordini, le aziende invece che ne hanno rimarranno aperte e posticiperanno le ferie. Però ripeto, è una situazione di mercato veramente altalenante, quindi non abbiamo una fiducia su quello che sarà l'autunno, ma non abbiamo neanche un supporto per quello che possono essere le regole che vengono calate da questo governo. Quindi da imprenditori siamo abituati a vivere di sfide, però questa veramente è grande. Diciamo che è una sfida con difficoltà aggiuntive delle quali si poteva fare a meno. Fra le varie promesse, annunci che sono stati fatti, parliamo per esempio alle partite IVA, i famosi 600 euro, che poi insomma sappiamo che moltissimi non li hanno ricevuti, le facilitazioni sui 25.000 euro, tutte queste promesse, poi sono state mantenute tutte o vi siete trovati davanti a un muro di gomma? È un muro di gomma. Faccio due esempi. Non ci sono neanche ancora delle regole chiare, nel senso che le banche non hanno ancora la certezza di poter erogare i 25.000 euro senza poi dover garantire in caso di problemi non tanto con la garanzia dello Stato ma con la loro garanzia. Questo perché è stato fatto un pasticcio, nel senso che è stato creato un documento dove il governo dice tu mi dichiari che sei in difficoltà e io ti do i soldi. Bene, Basilea 3 dice che un'azienda che dichiara di essere in difficoltà già sta dicendo che non ha un rating giusto per essere aiutato, quindi io banca che ti do i soldi, poi rischio di trovarmi tra 2 anni col governo che dice ma scusa tu hai dato dei soldi a uno che ti diceva che era in difficoltà. Ecco, questa cosa qui abbiamo provato a spiegarla all'ABI, quindi l'Associazione Bancaria Italiani, che giustamente dice dobbiamo sistemarla sta faccenda, però vedo che non ci siamo ancora riusciti. Allora qual è il problema? Che io capisco la difficoltà anche di un governo che si trova davanti a un'emergenza come questa, ma l'impreparazione nell'affrontare l'emergenza, ahimè, è veramente drammatica, nel senso che, faccio un esempio, era stato consigliato al governo, perché ci siamo messi anche in collegamento, visto che i buoni rapporti li abbiamo sempre mantenuti, era stato consigliato di fare delle commissioni snelle per, ancora inizio Covid, per andare a trovare delle soluzioni per quanto concernesse tutto quello che era il lavoro nelle imprese, quindi delle regole per poter lavorare. Ecco, questo consiglio ha scaturito un numero di 450 luminari pagati, di luminari, che però non arrivano alla soluzione, perché 450 persone pensanti che pensano in modo diverso non arrivano certo a una situazione veloce rispetto a un gruppo di 10-15 persone che magari lavora in sinergia. Quindi le proposte a volte vengono veramente trasformate in mostri. Di che cosa avete bisogno adesso, in questo preciso momento? Ma io avevo proposto un semestre bianco. Semestre bianco significava congelare tutto, vedere com'era la situazione e poi a bocce ferme capire. So che è difficile pensare a un semestre bianco, però era in questo momento secondo noi l'unica alternativa. Non solo non hanno minimamente provato neanche a mettersi a un tavolo per ragionare, ma addirittura ci troviamo appunto con le scadenze che sono state confermate, quindi quello che ci manca in questo momento è un governo vicino all'impresa, un governo che cerchi di capire che è l'impresa che manda avanti il paese Italia, invece vediamo un governo che vuole vivere mantenendo un paese di sussidi, quando i sussidi poi alla fine arrivano dalle imprese che lavorano, quindi non ci siamo proprio, cioè è una filosofia un po' troppo, la chiamo io rossa, che ci sta portando nuovamente a un paese puramente statalista. Questo lo vediamo con le autostrade, lo vediamo, ecco, secondo me non è la strada giusta, perché se liberi l'impresa crea lavoro, certo, crea sviluppo, mantiene posti di lavoro, crea occupazione e crea PIL. Se invece smantelli e dalla mattina alla sera bastoni l'impresa perché la vedi solo come un bancomat, ahimè non ce la fai a tirare fuori i soldi da queste imprese per mantenere tutto quello che pensi di mantenere. Quindi
o si cambia mentalità oppure non ci vedo un grande futuro. Anche perché abbiamo visto da sempre quanto sia refrattario il tessuto imprenditoriale veneto a queste forme di assistenzialismo. I veneti, insomma, le imprese venete hanno sempre chiesto di poter lavorare e mai invece di ricevere soldi a pioggia. Lo stesso vale, insomma, abbiamo visto i redditi di cittadinanza e le varie proposte che sono state fatte, le risposte che hanno avuto qui in Veneto. Prima di fare una piccola pausa pubblicitaria, per semestre bianco esattamente cosa si intende? Sospensione di tutte le tasse e le imposte o una cosa diversa? No, si sospendeva tutto per andare a capire com'era la situazione. Quindi nel momento in cui tu dici io mi fermo un attimo, quindi devo metterci dei soldi, lo capisco, non li metto in propaganda ma li metto realmente, ok, dove serve, a quel punto finiti i 6 mesi si dice bene com'è la situazione, certo, e si va a ragionare. Questo deve fare un paese lungimirante. Dico una cosa che è un po' un rammarico, però è la realtà. Allora, è vero che il Veneto, siamo sempre stati un popolo abituato ad arrangiarci, non abbiamo mai chiesto soldi a fondo perduto, però sono convinto che in questo momento non sia sufficiente la buona volontà e il tirarsi sulle maniche, perché la situazione è più grave di quella che si pensa. Quindi serve veramente una sinergia per arrivare a capire che realmente la situazione economica è abbastanza in pericolo. Allora, su questa constatazione, per molti versi anche allarmante, noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo sempre qui in studio con il nostro ospite Sandro Venzo per approfondire questi temi. State con noi. Buongiorno, bentornati a Focus TG, siamo in diretta anche oggi per raccontarvi quello che sta succedendo in Veneto, la cronaca, l'emergenza coronavirus e anche l'emergenza economica che si è venuta a creare in questi mesi. Siamo con Sandro Venzo, presidente degli artigiani, e stavamo discutendo prima di questa situazione molto particolare nella quale i vostri associati, le persone con cui vi confrontate ogni giorno hanno passato quella che è la fase della paura e adesso sono molto arrabbiate, è vero? Ma diciamo che quotidianamente ricevo telefonate di imprenditori che non percepiscono purtroppo il lungo lavoro che c'è costantemente sul fianco di questo governo, perché è un lavoro veramente difficile, è un lavoro sotto traccia, per ottenere magari dei piccoli risultati che però non sono, si spara alto per arrivare a portare a casa delle briciole, però ci si prova. Faccio solo un esempio che è una cosa che spero dia respiro all'economia, il fatto delle detrazioni al 110% su tutto quello che è il piano casa, quindi il fatto di provare a far ripartire la ristrutturazione di tutto quello che è il nostro patrimonio immobiliare vecchio con agevolazioni che dovrebbero dar respiro sia a chi le fa, perché il 110% vuol dire alla fine non avere un costo, sia anche alle imprese che sicuramente avranno un surplus di lavoro. Poi anche lì però c'è qualcosa da affinare, perché bisogna capire quali sono le aziende che si prenderanno in carico appunto il discorso delle detrazioni, ovviamente se non hai utili non detrai, quindi quello potrebbe essere un problema, capire quali saranno quelle persone che invece hanno la possibilità di fare con i loro soldi e quindi avranno la possibilità di detrarre, anche queste appunto se hanno dei redditi e se hanno appunto dei fatturati positivi, e poi c'è il discorso banche, capire se tramite appunto le banche si riuscirà a cedere questo credito tramite appunto il sistema bancario. Di sicuro l'idea è buona, darà dei frutti, però anche qui purtroppo bisogna affinarla, perché in questo momento ci sono ancora dei piccoli problemi tipo la mancanza dei decreti attuativi. Quindi l'idea c'è, i soldi sembra ci siano, c'è già un bel plafond, però ripeto, i decreti attuativi sono un po' in ritardo. È come quando si parlava del DPCM di marzo e se ne parlava a fine aprile, cioè è un po' un governo che manda dei messaggi oggi per concretizzarli dopo 2 mesi. Ecco, questa è una cosa che né all'impresa, ma penso neanche ai cittadini, piaccia.
Abbiamo già visto le risposte sia delle imprese che dei cittadini a questo paso doble spesso del governo che annuncia una cosa poi la fa, poi non la fa o non la rende attuale, diciamo. Allora chiediamo a Sandro Venzo di fermarsi magari un paio di minuti in più qui con noi perché abbiamo in collegamento Gabriella Basso da Vicenza, magari ci sono notizie in diretta da Vicenza che possono interessare anche il comparto economico. Gabriella, buongiorno, grazie di esserti collegata con noi. Le notizie principali dall'area iberica, dalla nostra redazione. Sì, buongiorno a te ai telespettatori da Vicenza, sono all'esterno della caserma provinciale dei Carabinieri qui di Vicenza perché questa mattina dopo tanta attesa sono arrivati dei rinforzi, sono arrivati 13 marescialli che andranno nelle varie tenenze o delle stazioni dei Carabinieri poste sul territorio, da Due Ville a Montecchio Maggiore per fare solo degli esempi, ad Altavilla piuttosto che altre zone del territorio vicentino. 13 marescialli che sono importanti perché, come ha detto il prefetto che era presente alla cerimonia in cui praticamente c'è stato proprio il passaggio con la presenza anche dei sindaci dei territori, è importante per in questo momento storico far fronte a quella che è la percezione anche della criminalità, del timore di essere appunto magari derubati, quella microcriminalità che dà molto fastidio. E l'altra cosa che ha detto il prefetto in questa occasione è stata anche quella di farsi sentinelle sul territorio, perché proprio a causa del Covid, del lockdown successivo, con tutta la crisi economica che si sta abbattendo sul nostro territorio, le infiltrazioni della criminalità mafiosa sono praticamente un rischio concreto, molto concreto. Sono un rischio che magari non è evidente, immediato, che si nota con grandi azioni, ma però in realtà è subdolo, si infiltra in maniera quasi impercettibile, ma rimane in maniera forte sul territorio. Quindi questo è stato il messaggio del prefetto. È stata l'occasione anche per sentire la dottoressa Canova, che è il procuratore intanto in fieri finché non sarà nominato il nuovo procuratore della procura appunto del Tribunale di Vicenza, perché ci ha fatto un po' il punto su quelle che sono anche diciamo gli esposti e le indagini nei confronti per esempio dell'imprenditore di Poiana Maggiore, Sossano Poiana Maggiore, perché lui è originario di Sossano, l'azienda è a Poiana Maggiore. In questo momento è stato verificato, stanno ancora ovviamente continuando le indagini, che l'imprenditore di fatto nel momento in cui ha saputo di essere positivo al tampone si è messo, diciamo, si è autoisolato finché poi non è stato appunto ricoverato. Quindi quel reato per cui sì, previsto dopo con il Covid appunto di tentata strage piuttosto che insomma di contagio eccetera, non si ipotizzerebbe in questo momento, ma è ancora, ovviamente stanno ancora verificando alcune cose. Molto bene. Gabriella, abbiamo notizie di carattere economico o legate magari alle tasse, a quello che dicevamo essere la scadenza fiscale? Probabilmente ne sa, sicuramente sa già anche il Venzo di questa cosa, una lettera che è stata mandata dalla Confartigianato a tutti i sindaci affinché adesso c'è una possibilità di, diciamo, per certi lavori di fare una procedura più snella per gli appalti, e quindi è partita questa lettera della Confartigianato a tutti i sindaci per muovere, probabilmente smuovere i lavori, smuovere i cantieri e dare lavoro per la gente. Dal punto di vista fiscale non si muove nulla, perché il ministro Gualtieri è stato perentorio e duro, è rimasto fermo sulla sua posizione di non fare proroghe, quindi chi è riuscito a pagare diciamo parte delle tasse che adesso sono pagate, la scadenza era il 20, cioè quindi ieri è riuscito a pagare, molti però mi giunge voce che non ci siano riusciti, quindi là bisognerà vedere cosa poi succederà. Certo. Questo è per quanto riguarda l'aspetto economico. Gabriella, abbiamo cronaca in provincia di Vicenza? Allora, in questo momento siamo più orientati su questioni che riguardano, diciamo, l'aspetto Covid naturalmente, perché come cronaca stretta di incidenti o incendi in questo momento stiamo ancora cercando di verificarne alcune, di tirare su, come si dice in gergo, la notizia, e quindi non posso essere precisa, però vi posso dire per esempio che ci sono in procura vari esposti invece da parte di familiari delle case di riposo, anche di Bassano,
e ci sono anche degli esposti nei confronti di alcuni medici del San Bortolo di Vicenza e anche del Sant'Orso. Quindi un tema che poi approfondiremo questa sera nei nostri telegiornali, un tema molto importante, quello delle case di riposo. Ringraziamo Gabriella Basso per le notizie da Grazie Vicenza. a voi. Gabriella, se ci saranno novità non esitare a richiamarci con Skype, naturalmente le daremo assolutamente in diretta come sempre qui su Focus TG e Rete Veneta. Ringraziamo Gabriella Basso, buon lavoro Gabriella e ci sentiamo poi. Sandro Venzo, un'ultima battuta, ha sentito quelle che sono le notizie da Vicenza, c'è questa lettera ai sindaci quindi per perorare una causa, perché è stata scritta questa Allora, lettera? diciamo che è uno dei lavori appunto che dicevo prima, cioè quello di continuare a monitorare le situazioni appunto sui comuni, e quindi come giunta provinciale abbiamo optato per fare un documento unitario da mandare a tutti i sindaci dove si chiedono determinate cose, tipo non so, l'abbattimento dove è possibile di alcune tasse, il fatto di avere il plateatico magari con degli sconti, il fatto di far partire i lavori pubblici in modo da dare un po' di ossigeno alle imprese. Sono tutti quei lavori appunto che si portano avanti, che però magari non c'è molto risalto e quindi passano purtroppo sotto traccia, però i risultati concreti poi credetemi ci sono. Ecco, volevo fare un passaggio sul fatto appunto dei 13 marescialli, Certo. che questo è una cosa concreta su un territorio. Posso solo anticipare che a breve ci sarà una riunione del gruppo del tavolo di coordinamento appunto per parlare sul bassanese di questo tema, quindi un tema che adesso non voglio fare delle anticipazioni perché appunto non le voglio fare, però diciamo che lo stiamo sentendo e sarà oggetto di un tavolo d'incontro con le autorità. Allora, noi ringraziamo Sandro Venzo per essere stato ospite qui con noi oggi, ci rivedremo spesso perché i temi economici, i temi dell'imprenditoria, dell'artigianato sono fondamentali per un territorio che deve assolutamente uscire da questo impasse, che ha davanti mesi molto difficili perché sappiamo, e l'abbiamo già detto anche oggi, che il ritorno dopo l'estate sarà molto molto complicato. La voglia vediamo che c'è, le professionalità ci sono, diciamo che gli anticorpi per superare tutto questo ci sono. Sandro Venzo ci ha detto però che è un momento talmente difficile che probabilmente ci sarà bisogno anche di qualcosa in più, magari di un, tra virgolette, vaccino o di qualche medicina importante anche per il tessuto. Grazie per essere stato con noi, sappiamo che questa sera lei sarà ospite anche del nostro direttore Luigi Bacciali a Focus. Sì, questa sera ho il piacere di essere appunto con voi su Focus con il direttore Baccialli. Allora, grazie Sandro Venzo voi. per essere stato qui, noi proseguiamo con la nostra informazione e passiamo alla cronaca prima di andare a rivedere alcune delle tematiche che abbiamo sviscerato fin qui. Poi questa sera avremo anche un'intervista a Sandro Venzo nel nostro telegiornale di Bassano. Dicevamo, la cronaca. Chiedo a Alessandro Costacurti, in regia, di farci vedere questa foto che ci arriva dai Vigili del Fuoco perché c'è stato un incidente questa notte alle 2 in località Camazzole a Carmignano di Brenta per un'auto finita contro il guardrail. La persona che era alla guida, una 25enne, è deceduta a causa delle ferite riportate sul posto. I vigili del fuoco arrivati da Cittadella e da Padova con un autogru che hanno messo in sicurezza l'auto. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il personale medico non ha potuto fare altro che dichiarare la morte della giovanissima. I carabinieri hanno eseguito i rilievi di rito per determinare le cause dello schianto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all'alba. Questa era una notizia di cronaca che ci arriva dall'Alta Padovana, poi sappiamo che la nostra redazione di Padova, Francesco Rattai, sta approfondendo questa vicenda, questa drammatica vicenda, per capire chi era la ragazza, come è successo l'incidente, quindi poi lo vedremo nel telegiornale di questa sera. Noi a questo punto facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo davvero fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto, dall'emergenza coronavirus alla cronaca. L'autorità
l'economia, tutto quello che riguarda la nostra regione. Avevamo parlato prima di andare in pubblicità di un incidente mortale avvenuto questa notte a Carmignano di Brenta. Ecco il servizio della nostra redazione padovana. Tragico incidente nella notte tra lunedì e martedì in via Camazzole a Carmignano di Brenta. A perdere la vita una 25enne residente nel comune dove è avvenuta la tragedia, ma originaria di Cittadella. La giovane, che aveva compiuto 25 anni lo scorso aprile, verso le 2 è uscita di strada perdendo il controllo della sua automobile, una Chevrolet Matiz, all'altezza di una curva a gomito, schiantandosi contro il guardrail. La 25enne è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo, gli uomini della polizia stradale di Piove di Sacco e i sanitari del SUAM 118 che hanno purtroppo solo potuto constatare il decesso. Questo era il servizio sull'incidente di cui abbiamo parlato poco fa. Ora cambiamo argomento, restiamo in tema stradale. Andiamo a vedere questa fotografia che chiedo ad Alessandro Costacurta in regia di farvi vedere. Riguarda una cosa che non si vede tutti i giorni, ovvero il ponte che collega Enego a Foggia. Siamo in altopiano, questa è la Val Gadena, è sottoposto oggi dalla provincia di Vicenza a importantissime prove di carico per verificarne aspetti statici, strutturali. Verranno caricati un gran numero di camion a loro volta carichi per comprendere le risposte del ponte, del viadotto, che quando è stato costruito era il più alto d'Italia, d'Europa, scusate, nella sua tipologia. E questa sera avremo anche nel servizio che confezionerà la nostra redazione dei video fatti con i droni dalla provincia, quindi molto, molto spettacolari. Sapremo anche un primo esito di questo intervento per verificare le condizioni del ponte. Continuiamo con vicende di strettissima attualità, perché è in corso proprio in questo momento a Padova vediamo un'immagine che ci è stata mandata dal nostro Francesco Rattai che è sul posto. Questa è la giunta di Padova, ma vorrebbe dire la nuova giunta di Padova, perché dopo le dimissioni di Arturo Lorenzoni, che sappiamo si è candidato alle regionali, si è reso necessario fare un rimpasto nella giunta di Padova. Notizia di pochissimi istanti fa, ufficiale, era nell'aria da stamattina ma è ufficiale: Andrea Michalizzi sarà il nuovo vice sindaco di Padova, quindi l'assessore ai lavori pubblici del comune di Padova diventerà anche vice sindaco, prenderà il posto proprio di Arturo Lorenzoni. Ci dice il nostro Francesco Rattai, che purtroppo non può essere in collegamento con noi perché è ancora in corso la conferenza stampa e quindi è da seguire perché è molto importante, che a Diego Bonavina è stata, assessore allo sport, lo ricordiamo, è stata affidata la delega alla sicurezza, una delega molto, molto importante per Padova, dove sappiamo il tema della sicurezza, del degrado sono all'ordine del giorno e sono molto, molto sentiti dai padovani. Quindi queste le novità proprio dell'ultimo minuto sulla giunta cittadina di Padova. E per quanto riguarda la cronaca, noi restiamo sempre sul pezzo, come si suol dire, però è una notizia di cronaca che riguarda in questo caso stazione di Asolo, scusate, San Zenone degli Ezzenini. Ci è arrivata ora la velina. C'è stato, e vediamo anche qui un'immagine, un incendio, l'ennesimo incendio, perché ce n'era stato uno molto importante anche ieri a Bressanvido, un incendio in un'azienda agricola. Sono andati in fumo letteralmente circa 1500 quintali di fieno che erano stati stoccati in 2 tensostrutture. Le fiamme si sono sviluppate accidentalmente a causa dell'autocombustione, hanno danneggiato, devastato, distrutto, diciamo, le strutture e naturalmente tutto il materiale che era collocato all'interno. I vigili del fuoco sono arrivati da Castelfranco Veneto e Bassano del Grappa, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Asolo. I danni sono
in via di quantificazione. Naturalmente anche questa notizia verrà sviscerata, poi approfondita nel TG di stasera. Ecco un'altra foto che ci arriva proprio ora di Vigili del Fuoco, vediamo le ultime operazioni di bonifica e spegnimento di questo pauroso incendio che fa il paio con quello di ieri, che ha distrutto altrettante rotoballe in un'azienda di Bressanvido. Quindi il caldo, l'estate continuano a fare danni anche nelle aziende agricole. Adesso noi andiamo a rivedere, perché ne abbiamo parlato con Sandro Venzo, presidente degli artigiani, poco fa, sono temi importantissimi. Andiamo a rivedere cosa dice l'Ascom sulle scadenze fiscali che, ricordiamo, sono capitate tra capo e collo dei contribuenti, di moltissimi contribuenti, milioni di contribuenti in tutta Italia ieri, e che non verranno procrastinate, o almeno si potrà spostarle avanti pagando una piccolissima penale. Andiamo a vedere il servizio. 20 luglio al via la maratona delle scadenze fiscali. Attività economiche e produttive si trovano a fare i conti con una serie di appuntamenti che si vanno inevitabilmente a sovrapporre a quelli rinviati causa Covid. Attività economiche e produttive che si trovano con un cappio al collo dopo il blocco nei mesi di lockdown ed entrate pari a zero. Un grido d'allarme che arriva anche da Ascom Bassano. Il brutto è che non finisce qui, perché per i contribuenti ci sono altre 2 date bollenti, il 30 e il 31 luglio, per un totale di 142 versamenti. La scadenza del 20 luglio è una scadenza problematica per 2 aspetti. Sicuramente per i contribuenti, che ovviamente arrivano da un periodo di chiusura dove la liquidità probabilmente per versare tutte le imposte non ce l'hanno, per cui arrivare a definire un periodo di ulteriore posticipo sarebbe sicuramente una boccata di ossigeno. E poi c'è un aspetto organizzativo che non è di poco conto, cioè tutti gli studi professionali o le associazioni di categoria che devono gestire questa mole di lavoro in questo momento fanno fatica, perché negli ultimi mesi sono stati particolarmente impegnati a dare assistenza alla clientela, e una proroga sarebbe quanto mai auspicabile. Spostare dunque le date a settembre senza però maggiorazioni sarebbe la strada preferibile, anche se da Roma al momento tutto pare remare contro il settore produttivo strozzato dalla pandemia. Il governo aveva già rinviato le scadenze ordinarie del 30 giugno e del 30 luglio con maggiorazione dello 0,4% rispettivamente al 20 luglio e al 20 agosto, ma un ulteriore slittamento a settembre avrebbe bloccato un flusso di cassa dello Stato per oltre 8 miliardi secondo le previsioni. Nessuna revoca quindi, nonostante i numerosi appelli, e le prospettive, prosegue il direttore di Ascom Bassano, non sono per nulla rosee. Gli interventi a sostegno delle aziende sono stati molto limitati, perché se ci sono stati dei contributi a fondo perduto, per il momento sono state veramente poche gocce, non sono quelli che hanno risanato i bilanci dei nostri commercianti. Anche questo territorio, seppur sia sempre stato un territorio molto vivace dal punto di vista economico, aziende che magari avevano già un minimo di difficoltà a questo periodo ovviamente faranno fatica. Questo era un primo focus sulle difficoltà a cui sono sottoposte le aziende, le partite IVA e chi fa imprenditoria in Veneto con queste scadenze. Continuiamo il nostro collegamento, in questo caso voi non potete vederlo, ma le notizie ci arrivano qui in diretta con il nostro Francesco Rattai da Padova, che ci dice che Andrea Ragona è il nuovo assessore comunale di Padova, con delega alla mobilità e alla viabilità, e ci dice Rattai anche all'urbanistica, mentre Antonio Bressa ha ricevuto la delega all'edilizia privata. Vediamo, questo è un po' un sunto, poi potete trovare tutto il materiale anche sui nostri social, c'è il rimpasto, vediamo appunto Antonio Bressa all'urbanistica, no, Antonio Bressa, scusate, come dicevamo, attività produttive e commercio, e edilizia privata è la nuova delega. Questa è la nuova giunta padovana, un terremoto che è arrivato dopo le dimissioni di Arturo Lorenzoni. Pare che comunque si trattasse di accordi politici già presi, scelte già fatte all'interno della maggioranza guidata da Giordani, quando insomma Lorenzoni aveva manifestato le prime volontà di cominciare questo percorso che lo porterà alle regionali a fronteggiare Luca Zaia e gli altri pretendenti alla
regione. Quindi questa era la novità da Padova. Ora continuiamo, andiamo a sentire il Tax Day, com'è andato nella Marca. Nessun rinvio, nessuna proroga al pagamento e così il 20 luglio diventa il lunedì nero delle tasse, una raffica di adempimenti da oggi alla fine del mese per imprese, partite IVA, negozianti. Alla scadenza di luglio, già molte in un periodo normale, si sommano quelle previste al 30 giugno, slittate causa Covid di 3 settimane. Fatto sta che sono ben 246 le scadenze da osservare entro luglio, troppe in poco tempo, con i commercialisti oberati di lavoro che chiedono un rinvio e minacciano lo sciopero e i contribuenti, spesso a corto di liquidità, in difficoltà a pagare. Si sperava in un ritardo, uno spostamento del pagamento di tutte queste dipendenze fiscali e invece il governo lo ha mantenuto, ma lo ha mantenuto perché ha problemi di cassa, altrimenti lo avrebbe spostato. Gli 8 miliardi circa che dovrebbero entrare da questa prima tranche, se così vogliamo chiamarla, di adempimenti, servono per ovviamente sostenere tutte quelle azioni che ha messo in campo dovute al Covid. Dal mondo delle imprese si era levato un forte appello al governo ad un rinvio delle scadenze, appello che non è stato accolto, in particolare a far arrabbiare soprattutto l'acconto 2020 di IRAP, IRPEF e IRAS. Io credo che sia tempo di passare dalla stagione delle emergenze alla stagione della programmazione, perché è vero che lo Stato ha bisogno di entrate, ma fa 100 miliardi di debito, fanne 108, cambia poco per lo Stato, perché mi pare che l'entrata di questo periodo sia circa 8 miliardi, primo. Secondo, ripeto, sull'acconto del 2020, chi è sicuro che quello che paga è giustificato se l'andamento è quello dei primi 6 mesi? Perché io corro il rischio di pagare una cosa che dopo vado a credito nel 2021. Allora, se ho difficoltà di natura finanziaria, mi vuoi far tirare fuori soldi, perché cerca di dire, va bene, 3 mesi, 6 mesi, spostiamo l'acconto. Allora, questa era la situazione nel Trevigiano e approfondiremo anche questi temi nel nostro telegiornale di questa sera. Siamo andati anche a Bassano a sentire cosa ne pensano le attività produttive, i negozi, i bar, le persone di tutte queste scadenze, di tutta questa situazione. Abbiamo avuto prima un rappresentante delle categorie qui, Sandro Venzo, che ci ha detto che c'è molta rabbia soprattutto fra gli artigiani per le risposte del governo, dello Stato, che o non arrivano o non sono quelle che ci si aspettava, quindi temi molto molto importanti. Poi questa sera avremo anche un focus sulla sanità, perché c'è stata una conferenza stampa questa mattina dell'ULSS 7 Pedemontana, che ha fornito il quadro della situazione dell'emergenza coronavirus proprio aggiornato a oggi, quindi questa sera molte notizie dal territorio, la cronaca naturalmente, vedremo poi, come dicevamo, le immagini spettacolari dal ponte di Val Gardena fra Enego e Foggia, sottoposto a prove di carico da parte della provincia. Questo pomeriggio ci sarà, subito dopo la Focus TG, ci sarà linea diretta, si parlerà di olio, in questo caso di olivicoltura. Poi invece le grandi vacanze, il film del pomeriggio, una commedia francese per trascorrere qualche ora in allegria, magari comodamente seduti in divano. Poi torniamo con la nostra fascia dedicata al tempo libero, alla ginnastica, la messa dal Santo alle 18 in diretta e la nostra informazione. Chiudiamo questa sera con il nostro direttore Luigi Baciali e i suoi ospiti a Focus. Per ora qui da Focus TG è tutto, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona giornata.